La lezione di Torino 2006 non è servita a nulla. La prospettiva di attingere a guadagni quanto mai sostanziosi ha scatenato molti appetiti, come quello per gli affidamenti di servizi relativo al cosiddetto ecosistema digitale per un valore complessivo che sfiora i 2 milioni di euro. Appalti Milano-Cortina 2026. C'è la prima ufficiale inchiesta della Procura di Milano che oggi ha iscritto nel registro degli indagati per corruzione e turbata libertà degli incanti l'ex AD della Fondazione Milano-Cortina fino a marzo 2022 Vincenzo Novari, l'ex dirigente Massimiliano Zucco e Nicola Tomassini, legale e rappresentante di Vetria, la società che si è aggiudicata le 3 gare per i servizi digitali dell'evento. Nessuno di loro riveste attualmente alcun ruolo all'interno della fondazione controllata dal CONI. Corruzioni in cambio di somme di denaro e altre utilità, come un'auto smart per Zucco che sarebbe stata pagata direttamente da Tomassini tramite la Vetria fin dal novembre 2019. Si legge nel decreto di perquisizione della Procura di Milano, eseguito questa mattina dalle Fiamme Gialle nella sede della Fondazione nel quartiere di City Life. Agli atti le conversazioni WhatsApp tra gli indagati. Secondo la Procura, Luca Tomassini intervenne sull'ex AD Vincenzo Novari per consentire l'inserimento nel comitato organizzatore delle Olimpiadi di Massimiliano Zucco quale dirigente dei servizi digitali, con un compenso complessivo di oltre 850.000 euro tra il 2020 e il 2022. Nell'indagine della Procura Meneghina c'è anche il presunto tentativo di pilotare il televoto per la scelta del logo di Milano Cortina 2026. Nel decreto di perquisizione si legge che l'ex dirigente Massimiliano Zucco, attivo in interlocuzioni con Luca Tomassini, avrebbe insistito affinché uno dei 2 loghi relativi all'evento oggetto di televoto pubblico, gestito sempre da Vetria, avesse la meglio sull'altro, in violazione dell'idea stessa di una giuria popolare deputata in via esclusiva alla scelta del logo. Sta crollando come un castello di carte, annota la deputata Aurora Afrolidia di Alleanza Verdi e Sinistra, che al governo chiede di spiegare agli italiani cosa sta accadendo e come si stanno spendendo i soldi pubblici.